Giovedì, eccoci con Corner, una trasmissione speciale, inconsueta, inusuale, perché arriviamo dopo una partita di Coppa Italia. Abitualmente non seguiamo queste vicende, ma ormai siamo arrivati alle semifinali della Coppa di Italia di Lega Pro, e allora il Catania, che si sta giocando l'accesso in finale, merita grande attenzione. Per la serie facciamoci del male. Facciamoci del male. Per la serie, come sempre, Patanè è il solito, è il solito. Buonasera ad Angelo Micale. Buonasera a voi. Grazie Angelo per essere con noi, e poi buonasera ad Angelo Patanè. Avete già visto. Riavere Micale in studio per me è praticamente una specie di resurrezione vera e propria, perché questo team, ovviamente con Alessandro, anche con Alessandro, adesso lo andiamo a Micale, presentare anche Alessandro. Siamo cresciuti tutti quanti con questa scuola del maestro Micale, che oggi magari con la sua saggezza, esattamente, non so quello che dirà, e ci farà capire. Ci prepariamo anche così a scontri di fioretti. Micale è concentrato sulla semifinale Sinner-Djokovic degli Australian Open. E domani non però, lo quelle domani, alle 4:30, si sta preparando. Si sta preparando. Sono già preparato. Allora, ragazzi, buonasera intanto. Buonasera ad Alessandro, abbiamo salutato. Stasera non c'è Naomi, però torna lunedì, nessun problema. Oh, finalmente un Come consesso finalmente? maschile. No, dai, no, ma è veramente Naomi, ti aspettiamo. Allora, prima di incominciare le nostre chiacchiere, le nostre discussioni, le nostre valutazioni, le nostre riflessioni, direi di vedere che cosa è successo ieri in questa partita. Una partita che il Catania forse probabilmente non avrebbe meritato alla fine di perdere, se non perché subito gol non ha saputo ancora una volta La partita è incredibile, recuperare. Angelo, la partita è incredibile. Vediamo che cosa è successo. Pazzesco. Vediamo cosa è successo. E allora questa partita Patanè ce l'ha raccontata. Intanto ringrazio chiaramente Fabrizio Rizzo per il montaggio di questa copertina di oggi. Montaggio. Questa musica che c'era in sottofondo sembrava un remake di Stasera mi butto di Rocky Roberts, ma in realtà però invece è una cosa completamente diversa, che cercheremo poi di capire che cos'era. Cercheremo di scoprire. Perché l'ambientazione era tipica degli anni 60, no? Però sembrava Stasera mi butto. Allora, la nota musicale di Micale è immancabile, perché ovviamente anche lì, Stasera mi butto, anche nella non musica. sarebbe stato un titolo sbagliato. Infatti io pensavo esatto. all'inizio non sarebbe stato un titolo sbagliato per la partita di ieri, perché sicuramente il Catania ha buttato al vento l'opportunità quantomeno di uscire con un pareggio in uno stadio tutto sommato complicato, ma non complicatissimo. Angelo, quante volte abbiamo raccontato partite del nostro girone? Vabbè, ma questo è un fatto, allora, questo tipo di partita è un classico, nel senso che
potevi giocare altri 460 minuti, il Catania non avrebbe segnato mai, perché sono di quelle partite in cui vedere un portiere, per esempio con la tecnica che aveva il portiere del Rimini, è una cosa sconvolgente, però se c'era da parare parava, ma non si capiva Come? Però per carità riuscì. Era comunque una partita sicuramente segnata, più che altro pali, ma anche occasioni facilissime. Però c'è un problema, c'è una specie di problema che il Catania continua sempre ad avere. Se becca il gol, il Catania non riesce a riprendere il risultato, è difficilissimo che ce la faccia. Raramente è capitato. Se invece il Catania segna un gol, è capace poi di straripare e farne anche 4, anche non so, le trasferte complicate come quella di Benevento. Questo non è una bella cosa, che non dà dei buoni presagi per il futuro. Allora, volevo sentire Alessandro su questa analisi fatta da Angelo Micali e poi andiamo da Patanè, che la partita ieri ce l'ha raccontata poi. Allora, dire che il Catania non meritava di perdere è un'evidenza della partita. Dire che il Catania non doveva perdere è invece quello che la vigilia e il campo dovevano in qualche modo evidenziare, perché ci stiamo dimenticando che il coefficiente di difficoltà della partita di ieri si era ulteriormente abbassato a favore del Catania dalle scelte, alcune tecniche, altre indotte, dell'allenatore Troise, che ha messo in panchina Morra, ha fatto giocare il secondo portiere Colombo al posto di Colombi, non c'era Ubaldi, erano squalificati Gigli e Megalaitis. Insomma, era un Rimini lontano dalla formazione ideale, e quindi aver perso questa partita secondo me è grave, è un fatto grave che non va sottovalutato, perché si dice sì, è uno scarto di un gol, ma stiamo parlando sempre di una partita che al ritorno metterà i Rimini nella possibilità di passare con 2 risultati, e il Catania sotto pressione, proprio per quello che diceva prima Angelo, ha dei momenti di buio, momenti di amnesia, e quindi è pericoloso partire con questa situazione di punteggio in vista della gara di ritorno. Quindi non sarei così propenso a giudicare soltanto i pali, le occasioni avute il Catania, ma a sottolineare maggiormente la gravità di questa sconfitta per le premesse e per quello che ci aspetta il 28 febbraio. Allora, prima di sentire Patanè, devo anche salutare i cugini, perché prima non li vedevo nel modulo di servizio, adesso però li possiamo finalmente salutare. Buonasera a voi. Buonasera, ragazzi. Salutiamo tutti tranne il misogine di Patanè. A noi no, mi manca, ma soprattutto in generale manca la figura femminile sempre. Esatto. Sempre. Senti, Se no si ci mette lui con le Esatto. gambe accavallate. Ma Tano chi è? Tano di là, quel Tano alla maglietta. Chi è Tano? Tano È uno dei cugini che non è più solo con la prima noi. puntata purtroppo, che Però è sempre qua con noi. Esatto, allora, noi è fondamentale Tano. È giusto ricordarlo, allora, hai visto? Sì. Allora, Adesso fra poco sentiremo e vedremo la rassegna stampa, le contropagelle, però prima vorrei sentire a mente fredda la tua analisi, perché ieri ci hai raccontato la partita e quindi la sensazione quando si guarda la partita è... Diciamo, ti fai trascinare, no? Ti fai coinvolgere. Sì. Adesso a bocce ferme che cosa mi dici? A bocce ferme aumenta il rammarico, perché parlare di, come correttamente ha detto già Micale e anche Alessandro, parlare delle occasioni mancate e degli errori commessi rappresentano episodi che nel calcio ci stanno. Quello che reputo invece più significativo è sottolineare un aspetto che per me è fondamentale. Cristiano Lucarelli, dal momento che è arrivato, ha rappresentato ovviamente delle evidenze, no? Il fatto di dover aver tempo per costruire una squadra che si aspettava il mercato di riparazione per poter conformare alle esigenze di Cristiano Lucarelli, e poi ovviamente costruire un gruppo di giocatori con dei miglioramenti, no? Perché comunque l'impianto tecnico che gli è stato messo a disposizione, seppur anche qui alla spicciolata durante il mese di gennaio, innalza notevolmente il livello, il coefficiente tecnico di questa squadra. Il Catania non perde la partita al 93esimo
per un tiro così farlocco che si insacca all'incrocio dei pali. Il Catania perde perché a un certo punto della partita, eravamo ancora nei primi minuti, tutto sommato avevi un'ora abbondante di tempo per recuperare, doveva mettere sul campo tutto quel coefficiente tecnico che invece questa squadra ha dimostrato di avere, ma non ha dimostrato di poter riuscire a mettere sul campo. Significa che al di là dei pali, al di là delle traverse, al di là delle corrette recriminazioni, questo impulso così significativo che ci aspettavamo da Cristiano Lucarelli, ovviamente per contingenze significative, importanti, oggettive, in realtà non è arrivato, perché siamo ancora sull'altalena del risultato ultrapositivo e della sconfitta che ne segue. E in una partita dove, per quello che è stato anche l'impatto mediatico che ha voluto dare giustamente Lucarelli alla valenza di questa gara, io mi aspetto un Catania completamente diverso sul piano del rendimento sul campo, perché a differenza di quello che magari molti non possono apprezzare da casa, guardando la partita, è che in realtà si giocava quasi in casa. 2000 spettatori. Si apprezzava anche in quelli che erano praticamente gli effetti sonori, no? Che arrivavano dallo stadio. Però ragiona nell'ottica di uno stadio dove tutto sommato non ci sono grandi... Forza Michele, ci volevi tu a Stutulo. si riferisce ovviamente a... Allora devo fare una premessa, che io non sono più il conduttore, per cui non posso intromettere. Ma tu hai libertà di azione, Michele. No. Libertà assoluta. Come semplice opinionista, come saprai, posso semplicemente dire ciò che penso, ma certamente posso prendere la bastonata. Poi parliamo dell'altro. Però Angelo. In mezzo al campo ho fatto una domanda per l'appunto a Lucarelli. Adesso lo sentiamo Lucarelli, guarda. Sull'aspetto Zammarini-Zanellato, che poteva essere in un momento del genere, con Zanellato che ci è sembrato tutti quanti, no? Uno dei giocatori in questo momento più in forma, è stato artefice dell'ultima vittoria importante del Catania, scombinare quel tipo di centrocampo probabilmente è stato così, una valutazione a mio parere sostanzialmente errata. Vabbè, ci sono anche forse altre scelte che poi potrebbero anche essere messe in discussione. Partiamo dalle evidenze. No? Allora, visto che partiamo dalle evidenze, facciamo che andiamo subito in pubblicità, così facciamo la prima sosta, dopodiché rientriamo, sentiamo le parole di Lucarelli e le commentiamo, e per capire e cercare ancora di capire quali sono effettivamente i veri problemi di questo Catania e che cosa ci prospetta anche il mercato, perché siamo ancora a mercato aperto, la lista è assolutamente aperta, quella del Catania. Sono quante? 29 giocatori probabilmente in rosa attualmente, devono diventare 24, quindi ce ne sono qualcuno di troppo, ce ne sono 5 di vediamo troppo. se il problema per esempio è anche Lucarelli, no? No. Andiamo alla pubblicità. No, questo no, sentiamo prima la pubblicità e dopo Lucarelli. Posso rispondere di rimbalzo? Dopo. I problemi sono tutti, non è solo Lucarelli, ma il vero problema è che secondo me Pelligra ieri si è proprio incazzato. Su questo non ci sono dubbi. Basta, c'è tempo. Pubblicità. Allora, come promesso, torniamo intanto insieme, andiamo a vedere l'intervista a Lucarelli, un segmento dell'intervista, e comunque credo che sia quella più significativa, poi magari la commentiamo insieme. Spieghiamo l'antefatto allora. Sentiamo intanto. Non posso dire niente ragazzi, loro hanno fatto tutto il possibile per vincere questa partita, ringrazio anche i tifosi perché alla fine ci hanno applaudito, hanno capito lo sforzo dei ragazzi anche in 10. Poi ha detto bene all'inizio te, non mi chiedete altro perché nella mia vita calcistica ho pagato troppe multe, troppe sanzioni e troppe squalifiche, quindi per il resto non chiedermi niente. Perché io ho visto una squadra anche in 10 finire all'attacco con l'ultimo tiro, di solito quando rimani un uomo meno rischi in partite come queste di scomporti un po', di allungarti, di perdere le distanze, invece i ragazzi sono stati sempre corti, stretti in partita. E abbiamo finito all'attacco, cosa che considerando la variabile impazzita di oggi che sappiamo tutti chi essere non era facile. Ho cercato di fare la partita con la squadra più collaudata che aveva più volte giocato insieme e quindi non ho
previsto nessuna turnazione, ho cercato di affrontare con gli uomini che davano magari, cioè Zanellato col Brindisi aveva giocato perché era squalificato Quaini, quindi abbiamo rimesso, ripeto, il centrocampo che ha giocato più volte nella mia gestione. Allora, questa è la risposta che ti ha dato Lucarelli. Assolutamente legittima, così come altrettanto legittima è stata la domanda, a mio parere, di chiedere come mai quel centrocampo, che è vero era un centrocampo d'emergenza proprio perché Quaini l'ultima partita era squalificato, giocato in casa, ma era il centrocampo che aveva retto bene, aveva portato una vittoria importante, altisonante, 4 gol, e io reputo che Zanellato non avesse assolutamente demeritato, anzi poteva essere diventato quel tipo di giocatore che poteva dare alla squadra quell'impianto importante. Le premesse di questa intervista... Scusi Angelo, se sul mercato si sta cercando un altro centrocampista di qualità, allora c'è una contraddizione, no? È naturale, c'è una contraddizione perché si sta cercando un altro centrocampista di qualità, un altro alter ego di Chirico. Cioè, ieri hai preferito un centrocampo muscolare, definiamolo così, anziché un uomo con maggior qualità, con la verticalizzazione a portata di piede, e invece hai scelto una coppia più muscolare. Quindi la tua domanda, a mio avviso, ci stava tutta. La sua risposta, secondo me, è discutibile. Ragioniamo anche nei termini di una tensione particolarmente alta, Michele, alla fine di questa partita. Ecco, il problema è questo: se un allenatore ha la tensione particolarmente alta già prima della partita, questa tensione bene o male finisce anche nei giocatori, va a finire nei giocatori, e questi giocatori che sono, non dico deboli, perché questa squadra non è composta da 11 Sturaro o da 11 Rizzo, che sono delle persone che hanno una mentalità, io suppongo, Rizzo lo so per certo, Sturaro me l'immagino, che hanno una mentalità diversa, per cui riescono ad estranearsi. Ci sono dei giocatori invece che entrano un po' in crisi, e qui si è visto quello che diceva anche Angelo Gagliano, una squadra come se avesse, e ce l'ha avuta quasi sempre quest'anno, una specie di paura di avere il pallone fra i piedi, liberarsi il pallone quanto prima è possibile, mancanza di serenità. Poi, per carità, se Costantino sbaglia quel gol, l'allenatore può fare tutto quello che vuole, ma poi alla fine c'è poco da fare, cioè non c'è niente da fare. Se in quel caso Zammarini prende il palo interno, anche lì, palo interno, dico. Sì, palo interno, fra l'altro, ma lì c'è poco da fare. Certo, questo non giustifica comunque il fatto che una squadra che riesce ad elaborare una mole di gioco come quella che ha fatto il Catania ieri deve riuscire a pareggiare perlomeno la partita, cioè deve per forza riuscire a pareggiare. Questa squadra ancora è vistosamente malata. Vistosamente malata, lo sottolineerei, perché secondo me c'è, non dico un male oscuro, però si porta dietro questa squadra ancora il vecchio DNA. Cioè non è cambiato, nonostante gli inserimenti, nonostante siano cambiati 9 giocatori, siamo arrivati ai 9 giocatori, c'è ancora qualcosa che non è andato via completamente. Ed è questo... Ieri in campo di nuovi giocatori c'erano 4 su 11, non sono tantissimi, ok? Quindi possiamo anche dire che siamo nel solco del primo Catania, non del secondo, perché ieri in campo c'erano di nuovi Contec, Monaco, Peralta e Costantino. Gli altri erano tutti giocatori già in organico prima del mercato di gennaio. Quando senti ancora quella tensione, che soprattutto quelle motivazioni, quelle giustificazioni che tanto assomigliano a quelle giustificazioni della Catania prima lettura, prima stesura, e quando te le dice per esempio uno come Cicerelli che ti dice no, adesso lo sentiamo Cicerelli. Allora lo sentiamo, però vorrei che intanto sentiamo cosa ci dice Cicerelli, e poi dopo magari vediamo se c'è quello che vuoi dire tu oppure no. Ma anche giustamente Michele ne aveva parlato. Allora, sentiamo l'intervista, non solo di Cicerelli ma anche quella di Peralta. Sì. Meritavamo almeno il pareggio, diciamo che anche quello ci stava stretto, forse viste le occasioni create e l'intensità e la propositività messa in campo oggi. Alla fine è capitato sul mio piede, ho calciato penso anche bene, il portiere è stato bravo, gli ho fatto il complimento e rosichiamo che la palla non è entrata, però sappiamo che facendo così al ritorno
abbiamo grosse chance. Non dobbiamo fare drammi, giustamente c'è tanto dispiacere, anche perché quando fai prestazione il dispiacere è doppio, perché comunque hai creato tutti i presupposti per portare a casa qualcosa in più e non ci siamo riusciti, ma questo è solo il primo tempo di una qualificazione, andiamo avanti e lavoriamo. La rosa merita di più, la piazza merita di più e forse anche le prestazioni meritavano di più, compreso oggi. Il tempo però c'è e dobbiamo essere ottimisti, perché se no facciamo solo peggio a noi stessi a buttarci giù. Insomma, peraltro mi pare abbastanza lucida l'analisi. Abbastanza lucido, no? Non c'era quella cosa che dicevamo noi. No, non c'era. Cosa ha detto? Torna a dire a Michele che lui Picerelli dice una cosa fondamentale nel corso dell'intervista. Lui dice: questa squadra non capisce quanto è forte, che è come se non avessero la capacità di poter comprendere quali sono i loro mezzi. Allora, onestamente, se tu vai a guardare in questo momento la classifica del Catania, lasciamo perdere la Coppa Italia, perché la Coppa Italia, bene o male, il Catania in questo momento è in semifinale, quindi tutto sommato è andata anche abbastanza bene. Ma nella classifica il Catania è in piena zona play-out, deve recuperare sì una partita, ma con l'organico che ha avuto il Catania prima, durante e dopo, non può trovarsi in quella posizione. Qui c'è qualcos'altro che non funziona, ma è tutto che è cominciato in una maniera abbastanza strana. Io ripeto sempre, cioè, prima si è partiti con la storia della sostenibilità e poi abbiamo scoperto che invece avevano speso un sacco di milioni di euro. Poi però contemporaneamente ci dice che questa squadra si deve andare a allenare in un posto che non è neanche un campo regolamentare, che è il Cibalino. Dopo che tu hai fatto un investimento che in questo momento supera, credo, abbondantemente i 10 milioni di euro. Ci sono sommando i due? Assolutamente anche sì. Di più. Ma io dico, ma sì, c'è qualcosa che non funziona, è chiaro che c'è qualcosa che non funziona in tutto il ragionamento. Non si capisce, è come se prima ci fosse un progetto, poi quel progetto si ferma, poi ne comincia un altro, poi da quell'altro si passa a un altro progetto ancora. E se poi ci fate caso, questa squadra ha cambiato modulo praticamente sempre. Cioè il Catania parte col 4-3-3 con Tabiani, dopodiché comincia il valzer, si gioca prima a 2 a centrocampo, poi giochiamo a 3, poi torniamo un'altra volta a 3 in difesa. È chiaro che questa squadra, che fra l'altro cambia giocatori dalla mattina alla sera, prima che riuscirà a trovare ancora una volta l'equilibrio, non so quanto tempo passerà. E sono passati quasi 60 giorni, no, dall'arrivo di Cristiano Lucarelli, e le motivazioni che ci danno i giocatori sono sempre le stesse. Quello che sottolineavi tu, noi non ci rendiamo conto forse di quanto siamo ancora in grado di poter, siamo forti e non ce ne rendiamo conto probabilmente. E se qualche problema è all'interno dello stesso gruppo, non intesa nella coesistenza di questi giocatori, ma intesa nell'accezione che ha dato ieri Lucarelli post partita. Continua a parlare di spifferi dall'interno, un tema che lui aveva già toccato in occasione della conferenza stampa alla vigilia di Catania Brindisi e che ha ribadito ieri. Quindi attenzione anche al senso delle parole, perché se più volte ha sentito l'esigenza di tornare sul punto, c'è qualcosa che va corretto e anche alla svelta. Infatti, a difesa di Lucarelli c'è da ricordare anche un'altra cosa: Catania ha avuto un numero di infortuni incredibili, quindi lui si è ritrovato molte volte a doversi inventare quasi quasi la formazione in campo. Poi certe volte sono anche delle scelte che ti lasciano perplessa, su una poi ci torneremo magari più avanti. Domenico Mirabella è stato uno dei no, ma perdona, Angelo, sugli spifferi cosa... sì, okay, Domenico Mirabella è stato uno dei bersagli, quello formalmente più attaccato da Cristiano Mirabella, seppur non, da Cristiano Lucarelli, seppur non indicando segnatamente il direttore di gara. Ne parleremo, ma in realtà probabilmente la tensione di Lucarelli era già iniziata prima dell'inizio della partita, anzi addirittura probabilmente sull'aereo che portava la squadra fino alla sede del ritiro e sino a Rimini. Cioè nel momento in cui Lucarelli scopre che sono divulgate le notizie per cui 3 giocatori convocati del Catania, e quindi tra questo c'era ovviamente Chiricò, c'era Chiricò, che comunque era squalificato, ma alla quale convocazione avevamo dato noi comunque una lettura di coesione, di gruppo, di squadra, di avvicinamento, cioè tutte quelle belle cose che ci avevamo lasciato immaginare
che invece fosse una situazione di davvero familiarità, rifamiliarizzazione. Angelo, il problema è che questa squadra non si accende. Angelo, cioè non si accende nella... Qua il problema è l'arrabbiatura di Lucarelli al momento in cui tutte le belle cose che potevano venire fuori, facciamo famiglia, viene Chiricò che è squalificato, viene Rocca, viene Celli, si scopre, e lo scopriamo, che invece i 3 sono rimasti a Catania. E nel momento in cui Lucarelli scopre che la notizia è divulgata, ovviamente si accende la prima scintilla. No, che non è io mi l'unica. riferivo che non si accende in campo, non no, a queste cose. si accende, no. Quello è un altro tema. E questo è il tema degli spifferi. No, però ovviamente è anche vero che i giocatori erano qua a Catania, è anche vero che i giocatori che dici che ti porti a Rimini per fare famiglia, per fare coesione, per fare gruppo, per fare pretattica, non li puoi far uscire in palestra ad allenarsi perché li vedono tutti. Oltretutto, tutto sommato, non è un panchinaro, c'è un signore che si chiama Chiricò, c'è un altro signore che si chiama Rizzo, sono giocatori conosciuti, e quindi la cosa infiamma un po' il prepartita. E Lucarelli arriva già, diciamo, con le polveri piuttosto incandescenti alla partita. Poi a questo si aggiungono altre voci che invece fuoriescono evidentemente dal quartier generale del Catania, che riguardano probabilmente anche il mercato del Catania. Anche questo è una delle situazioni che Lucarelli evidentemente Angelo, però il non mercato c'è sempre stato e sempre ci sarà. Normale. Non può essere che una voce di mercato può... Di fatti, quello che ti voglio dire, guarda, non dobbiamo assolutamente confondere i due piani, perché altrimenti rischiamo di annacquare un'evidenza. Il mercato c'è sempre stato, i giocatori sono sempre stati i giocatori. No, mi sono spiegato, non è il segreto di Pulcinella, li fai uscire, cavolo, è normale che la gente lo sappia, si nascondono, si devono camuffare, e che i giornalisti poi lo racconti, no? E quindi insomma tutta questa pretattica finisce. Non sono queste probabilmente le vere, in questo momento, emergenze del Catania. Emergenze del Catania probabilmente sono altre, magari incolpevole Lucarelli perché ancora non c'è un gruppo, una coesione, probabilmente ci sono scintille serie all'interno dello spogliatoio. Cerchiamo queste scintille, anziché di essere serie all'interno, che possono essere all'esterno, e quando vanno in campo... No, serie all'interno in una fase di calciomercato, dove ovviamente ci sono giocatori che sanno che devono partire, giocatori che dovrebbero arrivare ma che se non si svincolano... Ma fanno i giocatori, sanno che questo è il loro mestiere e il loro destino. Però prepari le partite in una situazione, probabilmente la situazione definitivamente intanto perdonami Angelo, rispondo a Gennaro per un messaggio che è appena stato messo in onda. Chiede che nel caso in cui il Catania dovesse superare il turno, se la partita di ritorno della finale è sempre a Catania, esattamente, ma qua e poi ci andremo anche, è stato già sorteggiato anche questo tipo di... A tanti non è chiaro. Abbiamo tanta roba da vedere, come Angelo, dovrebbe da sentire. Finire. Attenzione, perché Alessandro ha detto una cosa: a Rimini servono 2 risultati. No, ho detto ha 2 risultati a disposizione, il pareggio e la vittoria. Il pareggio e la vittoria. Non ho detto in base a quale punteggio, non vale più la regola del gol in trasferta, esatto, già è stata abolita da tempo. Il regolamento ci spiegherà, è la somma dei gol, è la somma dei gol. Quindi 2-1 si va ai supplementari, 3-2 supplementari e così via. Lo spiegheremo meglio, comunque, e questo sarà uno degli argomenti. Adesso vorrei tornare intanto a ieri. Dai cugini ci andiamo perché prima vediamo cosa è successo nella partita, poi possiamo magari fare vedere le prime pagine dei loro quotidiani, giusto? Allora, vediamo il primo degli episodi che abbiamo selezionato, ed è forse l'azione più clamorosa da gol che il Catania ha costruito, perché da lì, insomma, è difficile sbagliare. Da lì... Il montato del tiro, quando parlava all'intervista Cicerelli, in realtà non era il tiro di Cicerelli, lo diciamo ovviamente... è anche quello un tiro di Cicerelli, ma quello è disponibile del 96, che è quello che arriva invece da sinistra. Esatto. Il portiere con la sinistra. Sembra una mano di ritorno con un paratone. Vediamo allora il primo degli episodi, eccolo qui, c'è un'apertura stupenda. Bellissima di Carmine, purtroppo Costantino non fa il bomber. Sarebbe stato un super gol questo, permettetemi, per la categoria sarebbe stato un super gol. Cerca l'angolo, in realtà doveva leggermente alzare e sarebbe stata imparabile la conclusione. Io penso che un attaccante da lì
deve leggermente alzare la traiettoria, perché è chiaro che il portiere si o tuffa. l'alza colpisce il lato opposto. anche perché il Anche portiere è quello, già Tra quasi l'altro il portiere si è buttato praticamente prima. Esatto. Sì. Questa è la cosa. Là sta l'errore di Costantino. Se tu vedi si già è il portiere fatto che si è attirare. buttato, devi cercare di cambiare. O già in testa hai di giocarla leggermente più alta e lo superi. Perché lui Allora, il portiere si è buttato prima. Sì. Questo. e qui là deve essere sveglio lui a cambiare quella che è la Secondo sua una tecnica intenzione. nuova, perché questo portiere ha tutte delle tecniche Però ha nuovissime. parato, Angelo. Però Ha alla parato. fine non gli si può dire nulla. Ecco, isolando questo episodio, Sì. mi viene di fare una considerazione. Eravamo intorno al 10°, 11°, 15° minuto, comunque in avvio di partita, e questa è rimasta l'unica circostanza in cui i due attaccanti del Catania hanno dialogato, perché nel resto dell'incontro non ho visto altre situazioni così. di questo tipo. Sì. E questo evidentemente è qualcosa che è mancato nell'arco dei 90 minuti. Vediamo, sì Angelo. No, dicevo anche questo, un'altra, far giocare i due attaccanti, fra l'altro sono pochissime le squadre che ormai giocano con questo sistema di gioco, non è una cosa molto semplice, perché sono due attaccanti d'aria, in realtà forse Di Carmine può anche fare questo lavoro, ma per Costantino invece è un altro sistema di Allora, gioco. io lunedì, diciamo alla previgilia della partita, avevo lanciato un tema tattico, la possibilità di fare giocare Cicerelli con Peralta alle spalle di un attaccante. Di Carmine. Di Carmine, no. Vabbè, dico, Di Carmine. la scelta di un giocatore veloce che può inserirsi tra le linee, piuttosto che avere appunto i due attaccanti strutturati che aspettano il pallone. Alla luce di quello che abbiamo visto nel secondo tempo con Cicerelli in campo, forse era una soluzione opportuna. Adesso l'episodio che ha fatto, diciamo, andare su tutte le furie, uno degli episodi che è andato a fare, sono andato su tutte le furie Lucarelli. C'è o non c'è questo fallo su Conte? Allora guardate ragazzi, questo è quello che noi abbiamo isolato, abbiamo cercato di ricostruire. C'è probabilmente un contatto, il contatto perché il giocatore si alza, sbraccia e poi tocca sul volto Conte. Ma l'arbitro è talmente impallato, Ci sono tre giocatori davanti, lui non vede assolutamente niente, non vede comunque neanche, probabilmente non vede neanche il movimento gomito alto del giocatore, che secondo me il fallo comunque ci dovrebbe essere, ma quello che è ancora più strano è che quello che succede fra poco. Sì. Cioè si dà la possibilità a questo Monaco giocatore, va e poi si ferma, alza il braccio e reclama. L'azione si ferma qui, poi continua. Adesso andiamo all'altro episodio perché abbiamo voluto isolare. Parliamo intanto di questo. Ma è tutta questa situazione. Angelo, così. però per come ha arbitrato l'arbitro ieri, questo era un fallo da fischiare. Ascoltami. A prescindere se poi dai cartellino oppure no. Adesso Ora lo puoi vedere con attenzione, adesso perché ci siamo sentiti, ci siamo confrontati. Adesso ci arriviamo all'arbitro. E qua non è tutta colpa dell'arbitro, ma in questa fase delle semifinali dobbiamo dire pure che la federazione degli arbitri non ci esce così benissimo da queste designazioni, perché Domenico Mirabella nel 2024 ha arbitrato soltanto, 2023-2024, ha arbitrato soltanto 11 partite, l'anno scorso ne aveva arbitrate 12, 2 anni fa ne aveva arbitrate 10. Cioè è un arbitro che ovviamente deve farsi le ossa, al quale ovviamente non puoi affidare una semifinale di Coppa Italia per i valori che ci sono. sono perfettamente E in questo linea. è gravissimo, perché anche nell'altra partita, scusami Angelo, che è quella che ha riguardato Lucchese Padova, è stato mandato. Nel frattempo, perdonami, se in sovraimpressione posso vedere il tabellone con i risultati di ieri, in modo anche da avere il tabellone della Coppa Italia. Della Coppa Italia, attenzione. Altrettanto giovane, diciamo a livello di pratica sul campo, che se l'è cavata benissimo, un arbitro di Palermo, però è proprio un'idea che in queste fasi, per la posta che c'è in gioco, è la semifinale di Coppa Italia, così come il collegio, diciamo, degli arbitri, il Gota degli arbitri ha deciso che dalle prossime domeniche in Serie A, dopo quello che sta accadendo, manda soltanto gli arbitri di prima fascia ad arbitrare. Stiamo vedendo le partite di ieri nel frattempo. Altrettanto dovrebbe essere fatto nelle semifinali Coppa Italia, perché non puoi
mandare arbitri che hanno diretto ogni anno 11 partite e la semifinale Coppa Italia, non puoi fare una cosa del Però genere. dico, a parte questo, in quell'occasione sul fallo su Conte, Non mi è che ci parso può che ci essere sia. senza. Ma siete Ma così il problema- sicuri che sia fallo quello? Infatti, dico, ammesso che c'è o non c'è, ma dopo avvengono due misfatti. Perfetto. Allora, andiamo a vedere l'altro episodio. L'azione non finisce là, non è soltanto il problema del fallo sul Conte. Là succede che il Catania sbraca in maniera assoluta in altre due punti del campo. Guardate che succede dopo. La prossima azione vediamo da dove la prendiamo, però qua troppo forse tardi, la prendiamo un po' troppo tardi. Questo è il secondo dei due. Questo è il secondo dei due errori. Che non sappiamo se la Mesta comunque sia partito o meno Ma in posizione guarda, regolare, perché non c'è l'inquadratura. Non c'è l'inquadratura perché che ce Andiamo lo all'episodio può prima, rivelare. c'era Non ce Però l'abbiamo, prima non ce c'è l'abbiamo Monaco che accenna ad andare sull'avversario, poi si ferma, alza il braccio Bene, e e quindi qui- il giocatore del Rimini verticalizza per la Mesta che va in porta. E qui molti si chiedono, ma se tu devi giocare contro una fotocopia di Chiricò, perché questo signore praticamente aveva le stesse movenze, ha le stesse movenze, perché, visto che agisce in quella zona del campo, non è meglio mettere un difensore di altro tipo? Faccio un esempio, forse Castellini probabilmente sarebbe stato... Ma gli mancavano gli esterni ieri, Angelo. E Rapisarda non stava bene, il Bois problema era è stato dove volevo infortunato un arrivare mese, io. Celli non c'era, quindi Castellini non ha potuto fare il centrale ma ha dovuto fare il quinto. Perché se invece Questa ha una contingenza sfavorevole. Se avesse giocato nei tre, probabilmente non sarebbe accaduto quello che è accaduto, ma non per colpa di Monaco, perché Monaco strutturalmente è uno che deve giocare contro Cianci, deve giocare contro un attaccante alto, non può giocare contro un brevilineo, diciamo così, la Pemaia, perché gli viene Ma il complicato problema, da Angelo, marcare. sai qual è? Allora, a parte che nella posizione di tre centrali Monaco era il centrale, il braccetto di sinistra. Sì. E l'azione si svolge dall'altro lato del campo, l'azione del gol. No, ma perché Contec viene ovviamente meno, che finisce a terra, e quindi tutto il resto del reparto si sposta, quindi è una contingenza dove Monaco si trova anche fuori dalla sua zona di competenze, è costretto... E l'uscita di Beters? No, l'uscita di Beters è rivedibile sicuramente. Angelo, Beters l'anno scorso è stato un portiere che era in ballottaggio se giocare a titolare nel campionato dei dilettanti. A Beters non possiamo dare, al netto degli errori che mi stai facendo concludere, perché io invece stavo dicendo che è normale che un ragazzo come Beters possa sbagliare l'uscita, cioè voglio dire, con gli anni che si ritrova, con l'esperienza che si ritrova in un campionato completamente diverso rispetto a quello della Serie D, dove diciamo il gap tecnico è completamente diverso, è facile che possa sbagliare l'uscita. Io ho la sensazione, scusatemi, che ancora stia mentalmente pagando l'errore della partita col Sorrento, quando prende quel gol da 30 metri da Di Francesco. Secondo me lui da lì è entrato in un loop negativo e non è sereno dentro. Alessandro è un ragazzo, certo, un ragazzo certo, che ha fatto i dilettanti. Se dobbiamo pensare a una squadra strutturata per il salto di categoria, non possiamo affidare a Beters la porta e non possiamo arrivare a fine gennaio ancora pensando a chi deve essere il secondo portiere, cioè il primo che deve arrivare. Un portiere che deve vincere un campionato, se non questo l'anno prossimo, deve essere un portiere che ma i portieri bravi, ragazzi, a gennaio dobbiamo correre. Vorrei solo vedere un ultimo episodio da Moviola, che è l'espulsione di Zammarini, che è la Moviola numero 6 per la regia, Moviola numero 6. Vediamo questo e poi andiamo dai cugini per la rassegna stampa. Allora, Moviola numero 6, l'espulsione di Zammarini. Questa è una follia assoluta, no, proprio non c'entra nulla, non lo colpisce alla nuca, lo colpisce sulla schiena. Lui non guarda neanche l'avversario. Ma proprio è una follia, non esiste. Intanto comunque diciamo che... ma lo prende sulla spalla, sulla schiena, non lo prende sulla nuca. Ma non c'è nessun intento di colpire. Però certamente è alta, senz'altro, ma non è un fallo valutabile da espulsione. Assolutamente. No. Allora, il tabellino dirà che sono stati ammoniti Guaini, Lucarelli, Contec, Chiarella, l'espulso è stato Zammarini. Ci racconta di una partita che sembra davvero una corrida.
Tra l'altro nelle statistiche di quest'arbitro era un arbitro che durante le partite sapevamo estraeva a ripetizione mediamente 5, 6, 7 cartellini gialli, 5 espulsioni dirette nella stagione di quest'anno, altri per doppi rossi, doppi gialli. La verità è che questo atteggiamento nel secondo tempo arriva in una partita tutto sommato giocata tranquilla, con grande agonismo, ma con altrettanta cavalleria. Non ci sono stati grandi scontri di gioco alla fine. Non c'è stato mai lo scontro cattivo, non bisognava. Vorrei sentire cosa dicono invece i cugini, le loro testate oggi, i loro giornali, che cosa scrivono, che cosa riportano di questa partita. No, testate, finiamo, non facciamo leggiamo la regionale. Non facciamo Zidane. Intanto un piccolo appunto su Costantino, perché è facile parlare da seduti, doveva tirarla alta, doveva tirarla bassa all'angolino, cioè facile da seduti, in realtà sul campo facile, e in effetti era facile. Allora esordiamo col chianghiere dello sport, che poi è l'accento sugli straordinari tifosi che abbiamo, titola I 1000 in una notte. Il Catania perde sul campo una partita stradominata sugli spalti. Le attenzioni degli arabi sauditi. Esatto. Dato lo scarso afflusso di pubblico nella Supercoppa italiana ed in vista dei prossimi mondiali, gli sceicchi sauditi, in cerca di mire espansionistiche ed in possesso di una ingente quantità di soldi dittari, vorrebbero comprarsi direttamente tutto il pubblico di Catania per riempire i loro stadi. Già costituita la prima associazione di tifosi, si chiamerà Al-Lip Atur. Vediamo cosa dicono i mister di questa partita. I mister post gara dicono: Lucarelli realizza la gara con i romagnoli. Non fatemi parlare della partita di oggi perché temo sia una squalifica che una scomunica. La gara di ritorno, spero che l'unica assenza oltre a quella di Zammaria sia quella dell'arbitro di questa partita. E speriamo, visto che ne arbitra 11, basta. Basta, già finito. Quest'anno ha finito. L'allenatore del Giuliano Bertotto. Vittoria ottenuta in maniera intelligente grazie a uno schema ripetutamente provato in allenamento. Gomitata sulla tempia a stordire il difensore, passaggio rapido in fuorigioco, sfruttando l'incapacità della terna e gol a porta vuota. È un ottimo schema, dovremmo farlo anche noi. Ancora pali e traverse. A partire da questa settimana nell'elemento verranno messe delle sagome dell'arbitro nello specchio della porta al fine di centrarlo meglio, abbiano cibum in da faccia, in do stomaco e nelle vergogne. Magari così, sì, esatto, sì. In tema di sfortuna, un TikToker di nome Sfacinato82 ha ripreso a Rimini un gatto nero che non ha voluto attraversare la strada dopo il passaggio del pullman del Catania. Ci sta, la parola dell'esperto, direttamente dal suo misterioso blog, l'occulto, l'olistico, l'ignoto e i puppetto a Kosuku, il mago Giusa elargisce la sua ricetta. Per eliminare questa sfiga il Catania deve riuscire nell'impresa di rompere lo specchio della porta. Ci sta, speriamo che ci riescano. Passiamo adesso al resto del librino che intitola Il Catania in Coppa non si sa per eliminare. Il Catania perde immediatamente la semifinale d'andata della Coppa Italia, Coppa nella quale fra di cui non imbottava niente a nessuno prima che cominciassimo a profumare come un cappotto di sciallotte. Loro segnano e noi pigliamo 2 pali, loro fanno falli e a noi ci abbiano fuori a 1. Speriamo di ribattere il risultato al ritorno. Sono curioso delle interviste post gara. E qua ci siamo. Zammarini motiva la sua espulsione. In allenamento, per stoppare un lancio di Curato, mi devo inventare mosse che Karate Kid si può mettere di lato. Purtroppo è stata la forza dell'abitudine. E queste cose che capitano. Quando tu fai le cose, cose che ammazzano. No, te le fai sempre. Castellini rivela le ansie di Costantino. Da quando si è sviluppato in curva nord, ha una paura enorme di segnare. Lo abbiamo portato anche dallo psicologo, ma si è sviluppato anche dal divano. E ormai cade dappertutto, povero Costantino. Altra inchiesta shock delle Iene. La nuova trasmissione ha intervistato un arbitro di Serie C che, a volto coperto, ha confessato: gli arbitri in Lega Pro non sono professionisti ma attori presi dalla strada. È vero, cavolo. In edicola, con questo librino come ogni settimana. In uscita manuale di imprecazioni, 101 modi di sdilliriare dopo un palo o una traversa. Ragazzi, so che c'è un giornale nuovo che ci volete fare vedere stasera. Sì, diciamo che come volta chiudere una rapida del genere. Un nuovo giornale abbiamo. Allora, intanto andiamo al Corriere della Fiera, cioè, che titola... No, questo è l'Osservatore Paesano. Il Corriere della Fiera, questo. Che intitola: in vendita alla fiera la nuova varietà di cavolfiore napoletano, il Mirabella. Ottimo cosa. Il parere degli ortolani: affugato, sapi, troppo bello. E questo. Da ieri sera sembra che questa qualità di cavolfiore sia sulla bocca di tutti. Perfetto.
Diciamo che c'è un motivo, comunque scoperto il motivo della sfiga dei pali, Patanè a Rimini non ha portato il suo cappuccio, solo il cappuccio, no, l'intero, ormai celeberrimo giubbotto. Questo è il vero motivo. Poi a Rimini c'era pure freddo, se lo poteva portare. Appunto. L'intervista dopo uno scritto a due fronti venne a confronto, David Letterman e Michele Cocuzza. Questo è Passiamo ora ai nostri, allo diciamo, sport. Esatto, lo sport. E Gagliano è la dieta a intermittenza. Sì. L'ho inventata io, in 24 ore riesco solo a fare la colazione alle 5 del mattino, 5:15 e il pranzo delle 16:20. Poi lavora. Il punto di Patanè. Per la partita contro il Rimini ho fatto uno sbaglio incredibile. Non portarsi il giubbotto. Il motivo del suo gesto da pagina 4 a pagina 91. Vaglia Cindy precisa, non farò mai più un collegamento dalla Putia, troppo sgruscio di piatti. Andiamo con l'osservatore paesano. Andiamo all'osservatore a proposito di Ragazzi, Vaglia la fare pubblicità, ragazzi. A proposito di Vaglia Cindy andiamo a questo qua, l'osservatore romano che dice: la Veggeni di Trevigiano nella sua nuova apparizione. Trevignano, scusate. Lunedì scorso ho visto Sant'Alessandro in collegamento nella trasmissione un'emittente sicula. E ci sta, guardalo. Sì, c'è la aureola sopra la stellina che c'ha. Sembrava la corona di spine di vabbè. Passiamo all'ultimo giornale, che è un giornale che parla di TV. Che si chiama TV Sorrisi e Spingioni, che è il rotocalco per chi è in programma è il classico Spoghi da Vocucchiti, insomma. Esatto, questo è un rotocalco. E allora vediamo cosa ci dà Rai 2. Martedì ore 23 Belve, protagonista Cristiano Lucarelli. L'allenatore sarà intervistato da Francesca Fagnani dopo che al termine della partita ci piglia a bestia, giustamente. Partecipa bene. Giovedì ore mezzanotte e mezza su Telecolo, la 7. Su Italia 7. Su Italia 7, scusate. O speciale di Umberto Smaila. Ma chi è la trasmissione? È Colpo grosso. Sarà Sono un po' in difficoltà stasera, calma ragazzi. Ospite speciale di Umberto Smaila sarà Vincent Grella. Il vicepresidente spiegherà in una calda intervista come effettuare un acquisto che seduca la tifoseria. Il DG ci svelerà se saranno inserite altre figure in seno alla società. Basta? L'ultimo, lunedì ore 30 su Italia 1 c'è Misteri. Quale misteriosa forza della natura attrae botta di sale, i tiri sul pali e traverse? Dopo Misteri c'è Cancia Misteri, esatto. Puntata interamente dedicata all'abito di Rimini Catania. Va bene, perfetto. Grazie ragazzi, fra poco torniamo da voi, fra poco. Intanto dobbiamo fare pubblicità, siamo in ritardissimo stasera. A dopo. Allora eccoci di nuovo a Corner, ripartiamo, da cosa ripartiamo? Brevemente da... Altre considerazioni sull'arbitraggio, sì, Angelo? però brevi, sì. Perché abbiamo le pagelle. Il livello della classe arbitrale in Serie A lo stiamo vedendo, fa acqua da tutte le parti, e figuriamoci in Serie C. Che Lucarelli si senta indignato per l'arbitraggio di ieri ci può stare, però quando ha accettato di tornare in Serie C sapeva di dover fare i conti anche con prestazioni arbitrali così scadenti. Non mi piace che passi il concetto che il Catania abbia perso per colpa dell'arbitro, perché se è vero che quello era fallo su Contec in occasione dell'azione del primo gol, eravamo al 30° del primo tempo, ci sono 60 minuti e più per quantomeno pareggiare. E l'espulsione di Zammarini arriva a 15 minuti alla fine, quindi nella somma di questi due episodi in mezzo ci sono 45 minuti buoni in cui il Catania, quindi l'arbitraggio senz'altro è stato indisponente come atteggiamento. Ecco, ieri ho visto l'atteggiamento del peggior Maresca di Napoli di inizio carriera, ecco, quel tipo di approccio quasi strafottente, supponente, sì. E già quando parte così un arbitro farà danni, perché non ha capacità evidentemente di dialogo, non riesce ad applicare con serenità il regolamento. Quindi sì, Mirabella dietro la lavagna, no, il Catania ha perso per colpa di Mirabella. Posso aggiungere un'altra notazione? È anche vero che il Catania ieri comunque non avrebbe meritato la sconfitta, lo diciamo in maniera assolutamente chiara e inequivocabile, però è altrettanto vero che il tempo degli alibi comincia via via a scadere. Io reputo che ne rimane ancora un po' ed è limitato a questa finestra di calciomercato che fortunatamente si concluderà tra qualche giorno. 6 giorni. E da quel momento in poi è normale che
alla luce della rivoluzione che è stata approntata, alla luce del tempo che hanno avuto un po' questi giocatori, quelli che rimarranno e quelli che sono andati, non ci sarà più alibi per nessuno. E quando dico Vabbè, nessuno... di mercato però ne parliamo fra... No, infatti non è un mercato, parlo degli alibi che ovviamente, correttamente, ognuno può mettere davanti rispetto alla propria posizione, il giocatore che è arrivato la settimana prima, l'allenatore che non ha avuto il tempo di, il dirigente che ha sbagliato prima e adesso vuole recuperare, tutti hanno probabilmente... Vabbè, la data è il 31 gennaio, 31 dal primo gennaio, di febbraio cercheremo e vedremo che cosa... ma non ce ne saranno più, e reputo che anche un buon imprenditore, come lo è sicuramente Pelligra, comincerà comunque ad analizzare, a mettere in colonna gli errori, chi ha sbagliato, chi deve restare e chi deve andare. Allora, adesso le pagelle, partiamo dal migliore, sì. Quindi partiamo dalla pagella del migliore e vediamo chi ha scelto il nostro Alessandro. L'ho dato a Emanuele Cicerelli, 6,5 il voto. La spiegazione è 30 minuti di qualità e dinamismo, trova subito la zona di campo in cui mettere a frutto superiorità tecnica e cambio di passo. Finta l'affondo e rientra verso il centro, uno schema apparentemente prevedibile che invece procura i maggiori grattacapi al portiere Colombo, chiamato agli straordinari sulla liftata conclusione mancina del minuto 96. Presto diventerà indispensabile, a mio avviso. Michele ha ragione, perché come ha parato Colombo non lo sappiamo neanche noi. Però perché ha parato, Angelo. Ha parato. Cioè, la differenza... Angelo, Colombo di nome e di fatto. Ha fatto una gran parata, perché sul tiro di Cicerelli ha uno scatto fortissimo e va con la mano di ritorno a togliere il pallone all'incrocio dei pali. Ora, per essere un portiere da, partite da Coppa Italia e non essere il titolare in questa formazione... Era alla Cavese l'anno scorso, in Serie D. Giocava in Serie D. Esatto, è chiaro che quando le partite iniziano storte finiscono peggio. Adesso Andiamo vediamo alle le pagelle. Vediamo il campetto, partiamo da Lucarelli 6, poi 5,5 a Beters, a Curado, 6 a Contec e Monaco, gli esterni Chiarella 6, Castellini 5,5, 5 a Quaini, 5,5 a Zammarini, 6 a Peralta e a Di Carmine, 5 a Costantino, i subentrati 6 a Bois, 6 a Welbeck e appunto 6,5 a Cicerelli, come abbiamo visto prima. Non sono d'accordo, 5 Beters, indipendentemente da tutto, la partita di ieri dimostra che ha commesso un grave errore, che è costato un gol con la complicità di Monaco, che fa un intervento molto buono prima, va proprio sulla stessa azione, sulla stessa traiettoria, andare a chiudere sul portatore di palla, che come al solito è stato l'intramontabile della Nesta, ma poi si ferma incredibilmente, quindi questo a Monaco mi sta particolarmente largo. Vorrei sentire Angelo Micale sulle pagelle. Le ultime due. Cristiano Lucarelli, il 6 di Cristiano Lucarelli è un 6 di grande stima e di grande fiducia. Io reputo che abbia voluto per un verso mettere la formazione come lui ha spiegato, quella che maggiormente rodata, dall'altro si era dimenticato quello che era successo la settimana prima. Proprio per questo motivo quel 5 a Costantino è un 5 di stima, ma non è un 5 che ci può stare alla luce delle occasioni che ha avuto. Lui ha avuto la più ghiotta e quel tipo di gol avrebbe potuto davvero cambiare completamente la partita, e quello è un gol il 6 a troppo Lucarelli facile. Contempera l'emergenza sugli esterni, No, non che importa. secondo me gli ha scompaginato non poco il piano gara per ieri. Vorrei sentire Hai almeno Angelo, un altri attimo. 6 sistemi di gioco. Vorrei sentire Micale un attimo. Ovviamente Lucarelli non è riuscito fino a questo momento a confermare formazione settimana dopo settimana, perché per via degli infortuni o comunque per gli arrivi che sono arrivati dal calciomercato si è ritrovato sempre a cambiare qualcosa. La famosa amalgama che la buonanima di Massimino c'è stato un momento che voleva anche acquistare, se fosse stato possibile, che poi secondo me sono tutte leggende metropolitane certo. Comunque dicevo, è difficile da riuscire a trovare l'amalgama se non provi e riprovi con gli stessi uomini. Se cambi poi anche modulo di gioco sempre, diventa sempre più complicato, ma purtroppo l'annata è questa. Ma se cambi anche gli uomini che hanno giocato bene 4 giorni la settimana prima, probabilmente li vuoi fare il male, un po' alla Tafazzi, mettiamola così.
io da questo punto di vista sono uno dei primi critici nei confronti di Lucarelli, perché ci sono delle cose che non riesco a comprendere. Avremmo Lui meritato però di vede vincere delle cose 3-1. che noi non vediamo, che sono gli allenamenti durante la settimana, questo sia chiaro, perché vedendola dall'esterno ci sono delle scelte che ti lasciano perplesso, ma alla fine se gli mancavano determinati uomini c'è poco da fare. Io Castellini non l'avrei mai messo in quella posizione, fossi stato io Che allenatore, rimane, ma non aveva altre chance, abbiamo migliore capito. giocatore che è venuto allora, fuori al Catania. Sentiamo ancora L'ultima cosa che volevo dire, Zammarini 5,5. Io personalmente il 6 gliel'avrei dato. Zammarini è uno dei pochissimi giocatori, secondo me, positivi durante tutto il campionato. E quando sento ogni tanto qualche vocina del tipo che magari potrebbe essere anche ceduto, mi sembra veramente una follia. Già non riesco a capire Rocca e non darei mai Chiricò comunque a una squadra di questo girone. Non lo darei mai. Io non lo darei mai se non arriva un altro Chiricò. A meno che non arriva una contropartita pazzesca. Però ho imparato nel calcio che succede di tutto. Ad Avellino sono probabilmente impazziti perché hanno venduto Petriccione al Catanzaro. Crotone. Il Crotone ha venduto Petriccione, è venuto fuori l'Avellino, volevo dire il Crotone, che è una follia, perché Petriccione era l'elemento più importante che aveva il Crotone, l'avesse avuto il Catania Petriccione, parentesi, e loro lo vanno a vendere in questo momento. C'è qualcosa che nel calcio non quadra più. Allora vediamo le contropagelle dei però se il Catanzaro, squadra di Serie B, porta tanto denaro, una squadra di Serie C oggi non è che può fare tanti ragionamenti. Hai ragione dal punto di vista tecnico, indiscutibile. Da un punto di vista finanziario, il Crotone, ricordiamoci che ha avuto un precipizio dalla A alla C e quindi ha bisogno sicuramente di non si trova in acque tranquille, quindi avrà dovuto per forza di cose cedere forse. E questo mi fa arrabbiare ancora di più se certo. penso agli sforzi che ha fatto Pelligra e che in questo momento sta raccogliendo cosa? Pochissimo. Poco. Sì. Vediamo le pagelle, tornerei di nuovo dai cugini perché lanciate voi questa clippettina che avete preparato. Lanciamo così le pagelle di Rimini Catania e dopo torniamo con una domanda per il direttore Micale. Attenzione a questa domanda, vediamo le pagelle. Gioia della città. Curato 5,5. Dopo Hit, Nightmare, Sole Enigmista e Paranormal Activity, appresso c'è l'horror curato Cavallante Peri. Scanditi, Monaco 6. I film ne chiamano più Titanic, Love Actually, Ghost, Pretty Woman. No, ci vanno figli originali indossa la 46. Aveva una settimana che asciuscio naso e spaldo fazzoletti. Zammarini C. A Roveri Caddabi c'aveva ancora un fumaggio la piadina in da ucca. Catena ancora, faccia a legge invece di vedere a Bruzzolì. Babbo de l'ova. Peratta 6,5. Regista Cinciale, regista Descia, regista Uneghiè. A Boncia Pagliatura non manca chi fare. Chiarella 6,5. Cerca di darci una mala giornata all'avversario e non ci rinesce Pimbilo. Zoccoli figurini. Costantino 5. Invece da razzoleare da cuba perché non signa. Là è sopra coscienza. Di cammine 6,5. All'attacco passa un professore che cerca di spiegare i logaritmi a una parola sfasolati. Lucarelli 6. Avevamo una relazione mobbosa che vale, sicurna sulla chiedere del testimone di Giova che i citofoni. A fine partita era neuron da faccia per occupare la variabile impazzita. Cristiano, cerchiamo la bissa al loro ritorno. Allora, torniamo di nuovo dai cugini per la domanda per Micale. Cristiano, siamo sicuri che la besserà? Sicuro. Vai. Allora, ci scrive Simone da Avignone, originario dalle isole di Salomone, ma residente a Viale della Regione, che chiede al direttore Micale: cambiano gli allenatori, cambiano i giocatori, cambiano gli schemi, cambiano le competizioni, ma non cambia il risultato. Dall'alto della sua illuminata e profonda saggezza, ma perché? Ma perché?
È una bella domanda. Se sapessi rispondere sarebbe ancora più bello. E se lo sa fare lei è un problema, direttore? Io lo so, no. Ma allora, poniamo dal punto di vista di Battiato, quale può essere la cura? È un centro di gravità permanente per stare... Secondo me la cura è intanto bisogna avere un po' di pazienza e sperare che la cura la trovi chi dico io, cioè Lucarelli. Ecco, risposta saggia di Michele. Ci dobbiamo fermare, ragazzi, fra poco torno, anzi torniamo, c'è la pubblicità, a fra pochissimo. Allora, torniamo per l'ultimo segmento di Corner. Allora, Alessandro, ricominciamo dal calendario del Catania. I prossimi appuntamenti per la formazione rossa-azzurra. In campo domenica alle 20:45 contro il Monopoli al Massimino. Poi è stato rivoluzionato il calendario per sistemare il recupero della partita col Picerno non disputata sabato scorso. Quindi è stata anticipata al 2 febbraio alle 20:45 Foggia-Catania e inserita il 6 febbraio martedì alle 14 Picerno-Catania. Che voglio dire, Michele, tu ricordi cos'è il 6 febbraio, no? Io non, allora, da buon pensionato devo dire che solo l'idea che si avvicina a Sant'Agata è una cosa incredibile, poi non lo potete capire, ma dal punto di vista della produzione per Telecolor, per Antena Sicilia, è il momento più grave dell'anno, per cui vista da casa è tutta un'altra storia. Mi immagino cosa stanno passando in questo momento. No, e poi ci sarà la partita alle 14. Esattamente, con la partita alle 14 sarà veramente un passatempo. Il massimo. La cosa importante sarà che Foggia Catania e Picerno Catania, mi auguro che la società abbia il buon senso di non fare tornare la squadra a Catania e di mantenerla in ritiro, visto che Foggia Potenza siamo nelle vicinanze, per non riaffrontare un viaggio che non sarebbe successo tra Picerno e Rimini, cioè era già previsto che dopo Picerno il Catania tornasse in sede per poi ripartire per Rimini. Invece era sabato su mercoledì. Invece reputo che la scelta del giorno sia stata proprio condizionata dalla possibilità, tutto sommato, non solo di recuperare la partita, ma quella di evitare che il Catania ritorni, perché altrimenti guardate che tornare da quelle parti 2 giorni. e sono 2 giorni se vai in aereo, oppure è un massacro, diciamo, di energie, un dispendio troppo alto di energie se devi tornare in pullman, che è una cosa veramente folle. Vediamo la prossima grafica. Sì, per completare c'era la partita successiva che si disputa al Massimino contro la Casertana la domenica dopo la partita. Che di pomeriggio alle 16:15, se non ricordo, la possiamo vedere se è possibile la grafica con il calendario. Sì, 16:15, l'11 febbraio. Benissimo. Andiamo a vedere invece il prossimo avversario, che è il Monopoli. Evidenziando i numeri della formazione pugliese quando ha giocato in trasferta, sono 2 vittorie, 2 pareggi, 7 sconfitte con 9 gol fatti e 18 subiti. Sono 2 i migliori marcatori, se così possiamo definirli, a 2 reti, quindi una squadra che segna complessivamente poco, e sono Borello e Viteritti, amico di Angelo Patanè di infanzia. All'andata finì 0-0. Nel dettaglio potete vedere quali sono le 2 partite in cui il Monopoli ha vinto in trasferta. Si tratta della partita di Brindisi per 2-1 e della partita di Torre del Greco per 1-0. Diciamo una cosa molto semplice: può essere capitato che la Rimini il Catania abbia perso immeritatamente e che si immagini una partita di ritorno completamente diversa, ma è anche vero che da questo momento in poi alibi ce ne saranno davvero pochissimi, è già detto Angelo, per tutti quanti, ed è una partita questa Angelo, che il Catania mancano 3 minuti e mezzo alla fine della trasmissione. Per non ripetere gli stessi concetti vorrei andare a vedere il mercato, perché non abbiamo parlato di mercato, un'ora e un quarto di trasmissione senza parlare di mercato. Il focus sul calciomercato, vi riproponiamo, perché non ci sono stati fatti nuovi, il quadro però ci sono trattative che abbiamo fatto vedere lunedì sera. Chiaramente ci sono delle trattative che riguardano artistico, l'abbiamo già detto lunedì, il giocatore della Virtus Francavilla, ma si devono inquadrare 2 esigenze contrapposte, quella che la Francavilla accetti Bocic come contropartita, e Bocic in questo momento è fermo per infortunio e non si sa quando tornerà disponibile, e quindi su questo il Francavilla
un attimino nicchia, e l'altro aspetto è che il Catania accetti che Artistico resti a Francavilla fino alla fine del campionato, perché il Francavilla vorrebbe cederlo ma conservarne la disponibilità fino alla fine del campionato. Quindi questa è una trattativa che va avanti da diversi giorni, ma bisognerà capire da qui al 31 se tutte queste condizioni Fronte andranno portiere, che cosa ci puoi dire? Sul portiere l'obiettivo rimane Donnarumma del Padova, l'abbiamo detto lunedì, anche qui c'è un braccio di ferro tra il procuratore di Donnarumma che vorrebbe portare il suo assistito a Catania e il direttore sportivo del Padova Mirabelli, che invece fa resistenza anche basandosi su un accordo verbale che aveva col giocatore a inizio stagione sulla promessa di un rinnovo di contratto. Per quanto riguarda le altre possibili trattative in entrata, il Catania starebbe stringendo sul terzino Averi, che in questo momento è in forza all'Ascoli ma è di proprietà del Torino, è un terzino sinistro, ha fatto 8 presenze quest'anno, 8 spezzoni in Serie B, ma ha fatto bene a Rimini un paio di stagioni fa con 33 presenze. Sistema Chiricò Cicirelli, ti dicono, no? Ne abbiamo 2 così forti. Se Chiricò restasse potrebbe essere un'idea. Io non sono così convinto che Chiricò resti al 100% da qui al 31, ma potrebbe alla fine anche restare a Catania. Sì, Angelo? No, c'è una domanda, mi dicono, di mercato da parte dei cugini. No. Ok, andiamo dai cugini. Abbiamo Volo, ci scrive il signor Mario, anni 68, professione spogliarellista, che chiede ad Alessandro Vagliasindi: siamo agli sgoccioli del mercato, il Catania deve pensare al reparto davanti, a quello di centrocampo, ho visto la sfiga a quello di dietro, inteso come parte fisica? Allora, quello di dietro sicuramente. Prioritario. Allora, grazie anche ai cugini, siamo quasi in chiusura, abbiamo 30 secondi. Dobbiamo fare anche Teio rimane un nome caldo per il mercato in entrata del Catania. Possiamo fare i complimenti a una squadra rossazzurra che ha vinto la finale regionale di Coppa Italia, che è il Paternò, e questa Coppa che è arrivata proprio a Paternò, uno dei dirigenti che è Alfredo Di Mauro, che proprio davanti allo scenario dell'Etna, davanti allo scenario di Paternò, ha portato a Paternò una Coppa Italia, la finale regionale disputata contro il Castelbuono, una bella vittoria, una bella galoppata. Bravo a Raciti, che è l'allenatore che ha condotto questa squadra dopo la retrocessione l'anno scorso a riprendersi. Sono i nostri cugini, hanno gli stessi nostri colori e speriamo che questa sia di buon auspicio. Anzi, Gagliano, dopo aver superato i Rimini, speriamo ce la facciamo portare qui, così magari per la finale potrebbe essere di buon auspicio. Allora, volevo dire che domani sera non andrà in onda preview, ci siamo stati noi oggi, stasera in qualche modo abbiamo parlato sì della partita di Coppa, ci siamo proiettati anche la partita con il Monopoli, che c'è anche Michele, che non ci sono dubbi, assolutamente la vedono i nostri affezionati. Volevo ringraziare intanto in regia Fabrizio Orizzo, Mauro Quattrocchi, Ottavio Longo e Roberto Stramondo, che ci hanno sostenuto, supportato e sopportato. Mi fermo qui, grazie ai cugini che vedo nell'altra saletta, la saletta VIP. Ci rivediamo lunedì anche con voi, ragazzi. Noi torniamo per quanto riguarda lo sport domenica, perché c'è la partita, lunedì siamo con Corner. Grazie, è un piacere aver avuto di nuovo in studio Angelo Micale, speriamo insomma che verrai spesso a farci visita. Alessandro, buona serata a te. Angelo, buona serata a te. Spero di vedere Angelo al più presto. Benissimo. Allo stadio. Visto che per il momento il fresco te lo faccio godere a te, appena poi si riscalda un pochettino l'atmosfera, ne parliamo. Grazie. Una buona serata da Corner.